Padova riparte dalla cultura. Da lunedì riapre il sistema museale nella sua complessità. Il complesso degli Eremitani, che comprende la Cappella degli Scrovegni, il Museo degli Eremitani, il Museo Bottacin e il Museo Zuckerman, dove si accede con un biglietto unico. Dopodiché sempre fa parte del sistema museale il Palazzo della Ragione, dove si entra con un biglietto specifico. È auspicabile venga fatta la prenotazione online, sicuramente per la Cappella degli Scrovegni, dove, mi permetto di dirlo a chi ci sta ascoltando, è una bella occasione da sfruttare. Non si entra più in 25 perché la normativa Covid non permette un ingresso a più di 10 persone simultaneamente e quindi è un po' un'occasione unica e ripetibile. Stesse regole per la prenotazione, obbligatoria sabato, domenica e nei festivi, valgono anche per il Palazzo della Ragione, per la Loggia Elodeo Cornaro, per l'Oratorio San Michele, per la Casa di Petrarca ad Arquà. E il 1° maggio tutte le sedi museali saranno straordinariamente aperte con obbligo di prenotazione. Da non perdere anche le mostre di Van Gogh, I colori della vita al Centro Culturale San Gaetano e la mostra sulla pittura dei macchiaioli a Palazzo Zabarella, prorogate fino a fine giugno, ma tante sono le tappe in cantiere per un'estate all'insegna della cultura e dell'arte. Porteremo a termine tra luglio e agosto il percorso di candidatura a patrimonio UNESCO dell'umanità, di cui la cappella, il Palazzo della Ragione e la stessa contigua chiesa degli Eremitani sono alcuni dei punti di forza.